Un incontro a Silea nel Trevigiano per parlare del possibile referendum sull'autonomia del Veneto. A promuoverlo la parlamentare del PD Simonetta Rubinato. Confronto con 3 docenti costituzionalisti. Curzio Pettenò. Più che all'indipendenza, i veneti credono nell'autonomia e un referendum su questo tema voterebbero a larga maggioranza per il sì, quasi il 66%, contrari il 13%, un 20% ancora non sa. È quanto emerge da un sondaggio curato dall'Istituto Queris presentato in un convegno a Silea con 3 docenti universitari e promosso da Simonetta Rubinato, parlamentare trevigiana del PD. Continuo a chiedere di occupare, di utilizzare gli strumenti che il centrosinistra ha messo in Costituzione nel 2001, cioè l'autonomia differenziata, la possibilità per le regioni, in una sfida di buon governo con il governo nazionale, che possono chiedere delle competenze, le risorse per gestirle, per cercare di valorizzare le potenzialità di questa regione. Autonomia del Veneto e referendum, tema del presidente leghista Zaia, ma la Rubinato ribadisce che si tratta di una richiesta al di là degli schieramenti. Per questo ha creato un'associazione, primo confronto con 3 esperti del settore, i docenti universitari Mario Bertolissi, Carlo Buratti e Luca Antonini. Penso che ci siano alcune regioni in Italia, il Veneto, l'Emilia Romagna, la Lombardia e la Toscana, forse anche le Marche, in cui se si lasciasse più autonomia, ci fosse meno Stato, ci fossero le risorse che rimangono maggiormente sul territorio, quello diventerebbe un fattore di sviluppo a vantaggio di tutto il Paese. Sarebbe una formula istituzionale che permetterebbe la ripresa economica, perché sono territori ad alta resa. I 3 docenti costituzionalisti fanno parte del comitato strategico nominato dalla Regione Veneto per assistere le fasi della trattativa con il governo sulla maggiore autonomia, afferma il professor Bertolissi. Bisogna andare con idee chiare, con proposte solide, essere interlocutori che si fanno rispettare perché si hanno le credenziali a posto. Se si è dei qua che parlano il politichese, voi capite bene che si fa una gita a Roma, poi si torna a casa.